caro saluto a tutti e benvenuti a Passi della Fede, una conferenza che appartiene a Passi nella storia del Friuli Venezia Giulia, un progetto realizzato per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico della nostra regione. Prima di entrare nel vivo di questa conferenza voglio ringraziare la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli e la GESCI Friuli Venezia Giulia, che sono nostri partner in questa grande iniziativa. Passi nella storia del Friuli Venezia Giulia prevede numerose iniziative, tra le quali manifestazioni, eventi multimediali e circa 30 escursioni a tema, che vedranno impegnate tutte le sezioni della Società Alpina Friulana di Udine. Tra gli eventi c'è anche un ciclo di 8 conferenze, tra le quali questa, pensate per accompagnare il pubblico alla scoperta di fatti e luoghi interessanti della nostra regione dai tempi dei Romani a oggi. Oggi parleremo proprio dei pellegrinaggi nel periodo medievale del Friuli Venezia Giulia e lo faremo con Angelo Floramo, dottore in storia latina medievale, insegna materie letterarie e dal 2012 collabora con la Biblioteca Guarneriana di San Daniele in veste di consulente scientifico. Ha pubblicato numerosi saggi e articoli specialistici aventi per oggetto il Medioevo e i suoi sogni. Allora, si diceva appunto che in questa conferenza parleremo della presenza dei pellegrini in Friuli Venezia Giulia nel periodo medievale. Angelo, diamo a te la parola. Grazie della presentazione, grazie a tutti. Interessante, immagino, una perlustrazione dei viatores, l'abbiamo chiamato così, cioè tutti coloro che nel corso del Medioevo, del millennio medievale, si misero per viam, quindi lungo la via e lungo le strade. Non solo pellegrini, vedremo, ma tutta una serie di attori dello spazio e del tempo che si mossero in una stagione estremamente ricca dal punto di vista culturale, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista anche antropologico e capace di innervare l'Europa di una viabilità interessante che è sempre esistita di fatto e che nel corso dei secoli del Medioevo poi si è accresciuta e si è arricchita sempre di più a partire dall'anno 1000, quindi con la rinascita delle città e dei poli delle città stesse. Nel Medioevo ci si è sempre mossi, in verità, è un errore credere o ritenere che il Medioevo sia una stagione di immobilità. I viatores hanno sempre percorso i grandi sentieri di collegamento che permettevano ovviamente una osmosi curiosa ed importante tra le varie anime di questo continente, l'area orientale, l'area del mondo slavo per intenderci, o le galassie, gli arcipelaghi del mondo slavo, il mondo germanico e il mondo romanzo. Come si può vedere da questa miniatura, esisteva la consuetudine di spostarsi e di incontrarsi per le più svariate ragioni. In questo ecumene, come nel Medioevo si chiamava, che era il mondo ed era considerato davvero un incrocio di strade, un incrocio di vie, anche nella sua rappresentazione simbolica, che ha un valore fortissimo, un valore davvero carico di significati, come si può immaginare, perché questa ecumene che tiene insieme l'Europa, l'Asia e l'Africa, che è circondata da un mare oceano apparentemente grandissimo, che chiude in un abbraccio tutte le stirpi e tutte le genti dell'uomo, secondo l'immaginario collettivo delle genti del Medioevo, veniva visto come il simbolo dell'incrocio tra il macrocosmo e il microcosmo, all'interno del quale si trovava l'essere umano. Il macrocosmo è tutto ciò che vibra, che pulsa al di fuori di noi, dalla meraviglia e dello stupore delle stelle che scivolano sul concavo cielo, come dicevano i commentatori medievali, fino ad arrivare alla potenza rigenerante delle stagioni, al ciclo dell'anno, passando attraverso il corpo dell'uomo che diventa una sorta di mappa del mondo, un mappamondo, capace di interiorizzare dentro di sé quelli che sono i 4 elementi fondamentali che compongono l'universo stesso: l'aria, l'acqua, la terra, il fuoco, che si mescolano insieme a loro volta decretando le varie sostanze, le complessioni, il caldo, il freddo, il secco e l'umido,
che influiscono anche sui nostri caratteri, che possono essere flemmatici o sanguigni, a seconda di quello che noi riusciamo a ravvisare dentro di noi e che ci spinge, per esempio, ad essere degli erranti, a sentire profonda la nostalgia dell'andare, del partire, del trovare un sentiero che si dipana dalla porta di casa, dal confine del villaggio, dalle mura del castello, fino ad arrivare ai più lontani confini e orizzonti del mondo. Oppure decreta un carattere più stanziale, il fatto di dover rimanere fermi all'interno di un chiostro, per esempio, per cantare le lodi e le glorie di Dio, ma non muovendosi mai. Ciò nonostante, malgrado tutto questo e queste diversità, è chiaro che il mondo, così come veniva immaginato, era una sollecitazione continua ad esplorarlo, ad andare, ad entrare in queste vie che noi qui vediamo rappresentate, in una dimensione che è topografica e simbolica, ma fortemente simbolica. Il cuore di questo mondo era considerato Gerusalemme, la centralità, il cuore, e quindi nel millennio cristiano era chiara che la missione dovuta a ciascuno, cioè quella in qualche maniera di potersi ricongiungere con questo ombelico del mondo, come veniva chiamato, questo onfalos, dentro il quale pulsavano i segreti dell'universo stesso. Cristo, che in Gerusalemme compì, secondo questa proiezione, la sua missione umana, il suo percorso umano, diventa a sua volta un incrocio di vie, un incrocio di strade. Io sono la via, sono la verità e sono la vita. E in questa bellissima tavola, tratta da un manoscritto importante, il micro e il macrocosmo diventano proprio la sintesi perfetta che passa attraverso la croce o la tau, che è anche la rappresentazione del cosmo e del globo, e che diventa un invito a perseguire la ricerca di Cristo e l'imitazione di Cristo lungo le strade del mondo. Non tutti potevano partire, nemmeno dalla nostra regione, nemmeno dal nostro territorio, ma era necessario comunque mettersi in viaggio e è come se il simbolo fosse più importante della verità. D'altronde in un pensiero magico e simbolico come quello praticato nel Medioevo non c'è grande differenza tra il simbolo e la verità delle cose. Per cui molto spesso incontriamo nelle chiese una serie di immagini, di labirinti, di incroci, di vie e di strade che i pellegrini potevano attraversare simbolicamente anche con la punta del dito, oppure in ginocchio, ponendosi all'interno di questa complessa strutturazione di volute e di incroci, perché la loro anima stava cercando la verità. Muoversi dentro questo simbolo intricato, oppure prendere la strada e mettersi in viaggio, non aveva davvero nessuna differenza. Qui adesso abbiamo visto alcune delle immagini più significative, da Ravenna fino ad arrivare a Chartres, giusto per dare una sintesi di quello che rimane come costante negli spostamenti del pellegrino o del viator medievale, ma anche nella nostra regione esistono chiaramente delle forti assonanze simboliche che raccontano di questo interesse a perdersi nei labirinti dello spazio, ma con una meta precisa. Per esempio, in questo caso noi vediamo una chiesa importante, la chiesa di Santa Maria a Paluzza, in Carnia, nel cui retroaltare, nell'abside, è rappresentato il famosissimo quadrato magico del Sator, Arepo, Tenet, Opera Rotas, conosciuto fin dai tempi della classicità, ma che qui viene cristianizzato e diventa quasi un invito a percorrere, come se fosse un rebus, le strade del mondo, perché il mondo è parola, l'uomo è ricerca della parola, la parola diventa canto, il canto si fa preghiera, e in tutto questo ripercorrersi di assonanze, di suoni e di meraviglie e anche di stupori, il pellegrino parte e si mette alla ricerca del suo andare, della sua meta. Attenzione che nel mondo medievale, anche friulano, parliamo degli anni immediatamente successivi al 1000, quello che il pellegrino poteva trovare, quello che il viator poteva trovare al di fuori della comunità di villaggio, al di fuori della cerchia delle mura del castello, era un mondo ostile, molto preoccupante, spaventoso, era il mondo della foresta,
La foresta occupa per buona parte il Medioevo fino ad arrivare al 1100, al 1200. Foresta significava un intrico non soltanto reale di alberi, di radici, ma prevalentemente un'assenza di sentieri, quindi uno smarrimento, con una proiezione delle paure che il pellegrino e il viator in qualche maniera riversava su questo spazio che non appartiene all'umano, ma appartiene a tutto ciò che umano non è, e quindi gli animali feroci, ma anche il mondo fatato dei personaggi che possono apparire, vengono cantati dalle leggende, le apparizioni, gli spettri. Sono i deserta loca che nel Medioevo vengono rappresentati proprio come un coagulo di tutto ciò che può rappresentare il prodigioso e quindi potenzialmente molto pericoloso. Ci sono delle cronache che anche nelle nostre abbazie venivano riprodotte e conosciute, che raccontavano quanto fosse rischioso mettersi per una foresta. Qui per esempio abbiamo un passaggio di Walter Map, De Nugis Curialium, in cui si dice che i fuggitivi, i chierici, i falsi monaci, la falange di Laviatano, cioè l'esercito del demonio, popola questa foresta. Non occorre ricorrere a Dante e all'immaginario dantesco per rappresentare quanto l'uomo che si perde sempre all'interno di un bosco, cioè di una foresta oscura, abitata da coloro che vivono nella foresta, e quindi i forestieri, che fanno paura all'uomo del Medioevo, perché sono l'incognito e anche l'incognita. E oltre a tutto questo, una serie di animali fatati e prodigiosi che popolano le praterie, se vogliamo, le brughiere dell'immaginario medievale, l'orso, il lupo, l'unicorno, animali reali e nello stesso tempo anche animali fantastici. Nella nostra tradizione friulana l'ambiente salvatico è popolato per esempio dal salvan, dal salvaticus, qui in una bella immagine riprodotta dalla fantasia straordinaria di Alessandro Dosualdo, che qui ha incarnato l'uomo selvatico, quello che il pellegrino o il viatore può incontrare nel bosco e che può essere pericoloso perché può anche in qualche maniera stornare dalla verità della meta. Ma esistono anche dei mestieri all'interno della foresta, dei personaggi che lavorano nel bosco, che sono portatori di tutta questa alterità e che il pellegrino spesso incontra. Ci sono i lupari, per esempio, che vanno a caccia dei lupi. Ci sono luoghi terribili e spaventosi, che sono i luoghi delle esecuzioni capitali. Spesso le forche venivano erette negli alberi antichi e possenti che si aprivano al di fuori del contesto urbano. Quindi, come si può ben capire, questi mondi che il pellegrino o il viatore attraversa sono caricati di una simbologia che spesso mette paura, che incute una sensazione di disagio, di smarrimento, di spaesamento. Rappresentano l'orco, come spesso poi viene definito nelle leggende successive anche dell'età successiva al Medioevo, l'età moderna, e che è la rappresentazione più vicina all'inferno. L'orco è il demonio che mastica, che cucina, che cuoce dentro di sé tutto ciò che è negativo e che può sviare il pellegrino stesso. Certamente la foresta è anche abitata da personaggi che sono portatori della sapienza, sono gli anacoreti per esempio, sono coloro che meditano sulla bontà del creato allontanandosi dal contesto dell'umano, perché dentro la foresta ravvisano la mano di Dio e spesso sono in odore di santità, cercano la verità nel silenzio, per esempio, là dove il rumore del mondo viene escluso e la voce di Dio si palesa attraverso la voce dell'acqua, dei ruscelli, il vento che stormisce tra le foglie, gli animali stessi che in qualche maniera rappresentano ancora prima del canto e della laude di Francesco questa lode misteriosa al concetto del sacro che il pellegrino va ricercando. Le api, i cui favi di miele vengono raccolti dai viatores, perché sono api selvatiche e con la rugiada che sono capaci di trarre dai fiori e dalla natura sfamano il pellegrino, sfamano colui che è alla ricerca della verità, secondo un cibo che è simbolicamente molto forte, a metà strada tra il cielo e la terra, prodotto dalle api che quasi sono una società ideale capace di riprodurre il monastero,
nella loro operosità, nella loro capacità di essere così devote nella preghiera e nel lavoro, una sorta di trasformazione dell'ordine benedettino quasi nell'elemento naturale. Allora immaginiamo che dalle comunità e dai villaggi del nostro Friuli si dipartisse con delle scene molto simili a queste. C'era il saluto del pellegrino che partiva con un bordone, con un vincastro, con una risorsa estremamente limitata di beni materiali, perché il pellegrino non deve essere possessore di niente se non della fascinazione del cammino, l'acqua e basta, e poi deve confidare ovviamente nella bontà di coloro che incontra o nella grazia di ciò che può trovare, pochi frutti, quello che la terra è capace di offrire in qualunque stagione dell'anno. Qui abbiamo alcune immagini che ricordano o i Romei, coloro che erano diretti verso Roma, oppure i Giovanniti, cioè spinti da questo innervarsi di vie. Qui sono un po' rappresentate tutte nella mappa, ed è significativo capire come il Friuli, la nostra terra, diventasse quasi una sorta di coagulo, di intreccio, di volano, che era in grado di mettere in comunicazione il nord dell'Europa con l'Europa mediterranea, i grandi santuari del mondo iberico e le vie che attraverso l'area balcanica conducevano ovviamente verso Gerusalemme. Una terra quindi, la nostra, per il pellegrinaggio, per coloro che si mettono in cammino, assolutamente non marginale, non periferica, ma direi proprio centrale, perché è come se qui si concentrassero tutte le grandi vie, tutti i grandi spostamenti della fede e della ricerca di un senso nell'andare. In un qualche modo ricalcano gli antichi percorsi che univano il Mar Baltico, il Mar Nero e l'Adriatico, sostanzialmente l'alto seno dell'Adriatico. Sono sentieri che gli umani hanno percorso nei millenni e che nel Medioevo acquistano una simbologia più profonda, che ovviamente non è quella della mercatura, non è quella delle grandi migrazioni di popoli che hanno caratterizzato i primi secoli del Medioevo, ma diventano invece le vie che noi potremmo definire della fede. Mi piace proporre qui uno degli esempi più antichi che trasformano la stessa terra del Friuli in meta di pellegrinaggio. Questa è una pagina di uno dei Vangeli più antichi che si conoscano, il Vangelo attribuito a San Marco, è il Vangelo di San Marco, è un Vangelo scritto in unciale, quindi siamo nel VI secolo, venne per molti secoli conservato in San Giovanni in Tuba presso Monfalcone, secondo altre tradizioni e altre interpretazioni a Cividale, ma è molto importante ed è molto interessante perché era attribuito alla mano stessa dell'Evangelista. Si riteneva che San Marco avesse vergato questo Vangelo e soprattutto dall'Europa del Nord e dall'Europa dell'Est arrivavano principi, sovrani, ma anche pellegrini per riuscire ad apporre la loro firma su questo Vangelo, per testimoniare il senso della pietà nei confronti di un evangelizzatore al quale veniva attribuita addirittura l'evangelizzazione delle terre dell'agro aquileiese. E su questo si sedimentano percorsi e passaggi che nel corso dei secoli rimangono e hanno delle attestazioni nell'iconografia in Friuli importantissime. Se entrate nel meraviglioso Duomo di Venzone, nella cattedrale di Venzone, trovate davanti all'altare questa lapide che è dedicata ad un Laurentius de Bacia. Di lui vediamo il bordone, quindi il classico esempio del pellegrino e una mano. Bacia potrebbe essere Bačka Palanka, attualmente nell'area della Vojvodina serba, potrebbe essere Bača non lontano da Tolmino, quindi nella vicina Slovenia. È comunque un nome molto comune nel mondo slavo, e questa è una testimonianza molto forte. C'è qualcuno che passò un giorno nelle prossimità di Venzone, la grande via che portava verso l'Alemagna, quindi verso i paesi del nord, morì in prossimità del centro abitato di Venzone, vicino al tagliamento, e la comunità volle tributargli un onore importante, cioè riconoscere al pellegrino
quella potenza, quella bellezza che è ovviamente la bellezza dell'andare e la dignità dell'andare. In questo centri fondamentali sono le abbazie. Le abbazie per i pellegrini diventano dei luoghi di ristoro e di accoglienza importantissimi. Sesto Arregena, una delle abbazie più antiche di donazione longobarda, ma non solo, chiaramente Sesto Arregena, pensate anche Moggio, l'abbazia di Rosazzo, tutte avevano in sé una capacità di condensare quello da cui siamo partiti, il concetto da cui siamo partiti, una sorta di mappa, di topografia simbolica del sacro. L'abbazia racchiude dentro di sé la configurazione nella Chiesa romanica della croce di Cristo, ma anche dell'uomo che se ne sta con le braccia aperte, il cui cuore è il luogo pulsante della preghiera, ma il monastero stesso diventa luogo in cui ci si incontra per pregare e anche per lavorare, per cui diventa una sorta di piccolo cosmo in miniatura, di piccolo universo in miniatura, capace di rappresentare nei bassorilievi l'intera storia del mondo, capace di riprodurre attraverso le navate, qui ovviamente non è un monastero ma è la grandezza di Aquileia, il senso stesso della Chiesa come nave dentro la quale il pellegrino trova ricetto, trova rifugio, dentro i cui mosaici è capace di compiere quei pellegrinaggi simbolici di cui abbiamo parlato, esprimendo se stesso e la sua fede nella simbologia complicatissima per noi che abbiamo perduto il senso dell'alfabeto e della grammatica, ma chiarissima per l'uomo del Medioevo, e poteva all'interno della cripta andare alla ricerca di quella radice che lui stava cercando, e cioè quel senso di appartenenza ad una identità sicuramente plurale, sicuramente complessa, fatta di tanti accenti, di tante suggestioni, di moltissime speranze che un po' alla volta delineavano il profilo dell'uomo del Medioevo. Per non dire che il chiostro diventava un orologio cosmico, capace di indicare quale fosse la stagione, quale fosse l'ora della notte, in base alla posizione delle stelle che si potevano contemplare nel quadrante del cielo. Ci stiamo avviando ormai alla conclusione di questa chiacchierata, ma è estremamente suggestivo quello che un vescovo visigoto, Isidoro di Siviglia, amava dire proprio riguardo alle stelle e all'andare. Isidoro di Siviglia, siamo nel VII secolo, diceva che gli uomini avrebbero imparato a camminare su due gambe e non su quattro zampe come gli altri animanti, come venivano definiti, perché il primo tra loro a un certo momento alzò gli occhi verso il cielo e si innamorò delle stelle e cercò di assumere una posizione eretta perché la nostalgia nei confronti di questo cielo stellato lo indusse a camminare e insegnò a tutti gli altri esseri umani a porsi sulla strada, a diventare un viator. Come dire che le mappe celesti, il segno che il sole compie all'interno delle finestre delle chiese, indicando negli affreschi delle nostre chiese, delle chiese friulane anche orientate, la storia del mondo, dalla Genesi fino ad arrivare all'Apocalisse, la storia del giorno, dalle prime luci dell'alba fino ai rossori del tramonto, è quasi un invito a porsi nella dimensione di un tempo che segna davvero il nostro dover andare, il non poter rimanere, il dover chiedere di essere ospitati, il cercare cura. Per questo c'è una proliferazione di ospitali nel Friuli, capaci di accogliere i pellegrini. Qui vediamo la chiesa di Sant'Antonio Abate a San Daniele, che fu un ospitale ed ebbe una confraternita molto importante che appunto ospitava il pellegrino cercando di offrire la salute non soltanto dell'anima ma anche del corpo, prendendosi cura del pellegrino, senza chiedere chi fosse né dove fosse diretto, né dove stesse andando. Chiuderei con questa immagine che rappresenta in qualche maniera l'alterità rispetto al pellegrino che sa qual è la sua meta e che ha intenzione di spingersi verso un orizzonte certo, che è quello della riscoperta di sé. È un'altra immagine molto potente nel Medioevo, è la nave dei folli. Anche i folli sono dei viatores, sono quelli che gli studenti che si mettevano per le strade del mondo in questi stessi anni e che componevano i Carmina Burana descrivevano così bene nel canto della taverna in taberna
quando sumus, che è una lunga elencazione di tutti gli erranti, ma non coloro che si muovono perché hanno una meta, ma coloro che errano senza avere una meta alla quale arrivare. Sono i chierici che si perdono, sono i monaci che escono dal convento, sono le sorelle evanescenti, sono i cavalieri erranti o silvani, cioè tutti coloro che sentono l'inquietudine dell'andare ma non sanno dove dover arrivare. Sono l'altra parte del viaggio, quella che ha perso la rotta, quella che ha perso la strada e che rischia di diventare il paese dell'incontrario, rischia di diventare il sovvertimento, la perdita di ogni costellazione, la perdita di ogni portolano. Ecco, i due grandi insegnamenti che il Medioevo ci ha lasciato sono questi. Spetta a noi, che siamo i peregrini, siamo coloro che peragrano i campi, scegliere se la nostra via sia la via dell'errante oppure la via di chi sa dove vuole andare. Chi sa dove vuole andare può perdersi, può smarrire il proprio passo, il proprio cammino, può morire lungo la strada, come è accaduto a Lorenzo da Bacia, ma è l'intenzione che fa la differenza. E quindi in questi tempi che noi anche oggi stiamo vivendo, che sono tempi così difficili, così carichi di angosce e di smarrimenti, forse la storia dei pellegrini che sono passati in queste nostre strade può essere un elemento che ci guida e ci suggestiona, cioè ci offre una suggestione per riprendere la strada corretta e non smarrirla mai. Grazie per l'attenzione. E dopo essere stati incantati dalle parole di Angelo Floramo, che ci ha portato sui passi dei pellegrini nel Medioevo, abbiamo qui con noi Bruno Mongiat, operatore naturalistico della sezione CAI di Tolmezzo, che ci racconterà del Cammino delle Pievi, perché lui è uno degli ideatori del Cammino delle Pievi, vero Bruno? Allora, dici, com'è nata questa idea di creare questo cammino, di percorrerlo e poi di farlo percorrere agli altri? Allora, intanto io non ho ideato, diamo a Cesare sempre quel che è di Cesare, è stato ideato da alcuni pellegrini di Udine che hanno fatto il cammino di Santiago di Compostela. Siccome frequentava moltissimo la Carnia, hanno detto al prevosto di Giulio Don Cracina, Giordano, perché non possiamo fare qualcosa di simile in Carnia? Ecco, questa è stata la lampadina che ha acceso il tutto. Si sono messi a creare un percorso sulla carta, poi si vede che lo Spirito Santo li ha illuminati e hanno chiesto la consulenza del CAI, la sezione CAI di Tolmezzo. E sono salito, ho visto che mi sono accorto subito che avevano pensato, sì, di fare una bella cosa, però creata sulla carta, quindi con percorsi sulla carta molto belli, ma direi anche impossibili. La prima domanda che ho fatto è stata: ma a chi si rivolge questo percorso? E deve rivolgersi a tutti, anche a famiglie con ragazzi. E allora mi sa tanto che dovremo cambiare parecchio, no? E così mi hanno detto: guarda, hai carta bianca, fai, l'importante è toccare le 10 pievi e gli edifici di culto che ci interessano. Boom. Allora, un'estate, non ogni giorno chiaramente, con un amico, abbiamo percorso un pochino tutta la Carnia cercando di evitare sentieri molto ripidi, evitare il più possibile strade asfaltate, cioè fare in modo che potessero andare le famiglie con i ragazzi, con i bambini, e abbiamo tirato fuori il percorso. L'estate successiva l'abbiamo rifatto segnalandolo col colore bianco-giallo scelto dai preti, sono i colori della bandiera del Vaticano se non sbaglio, abbiamo messo delle tabelle e il terzo anno siamo partiti con del percorso guidato. Infatti noi è già il 13° anno questo che verrà, e dal primo sabato di giugno partiamo, ci facciamo una tappa ogni sabato, indipendentemente che piova, che non piova, che sia bel tempo e tutto il resto, e accompagniamo i pellegrini. C'è un calendario già fatto, ci sono le indicazioni anche dove ci si ritrova, ci sono tutte le informazioni poi per quanto riguarda le tappe, lunghezza, dislivelli, tempi di percorrenza, eccetera.
queste si possono poi trovare sulla guida cartacea o anche sul sito www.camminodellepievi.it, ecco, e così poi fino alla 20ª tappa, cade solitamente verso metà ottobre, ecco, noi accompagniamo questi pellegrini. Chi vuole si presenta nel luogo di ritrovo, che solitamente è nel piazzale, il parcheggio alla piscina comunale di Tolmezzo, e poi partiamo. Così è nato. Allora Bruno, adesso che ci hai raccontato come è nata e la storia di questo cammino, naturalmente questo cammino è un cammino escursionistico, ma è anche un cammino che ha una connotazione spirituale, che è proprio la caratteristica che lo rende diverso e particolare rispetto a tutti gli altri. Dico bene, vuoi dirci qualcosa rispetto a questo? Sei partita molto bene, anzi rinforzo il tuo concetto. Il Cammino delle Pievi, la parola Pievi ci deve già portare in una certa direzione, è un cammino prevalentemente ed è nata come pellegrinaggio. Difatti chi viene con noi i sabati o va per conto proprio tranquillamente è un pellegrino, noi lo chiamiamo pellegrino. Quindi al primo punto è un pellegrinaggio. Che poi si possa mettere vicino anche una lettura abbastanza approfondita della Carnia, quindi l'aspetto naturalistico, l'aspetto antropico, l'aspetto storico, ecco, questo è un qualcosa di più, quello che di moda oggi si dice cosiddetto valore aggiunto, ecco, però è un pellegrinaggio. E senti una cosa, il fatto che questo percorso sia circolare, no? Quindi non è parti da un punto, arrivi, l'insieme delle tappe ti riportano praticamente al punto di partenza. Dico bene, ha un senso o è un caso? Allora, l'obbligo qui viene dato dalle 10 pievi che devono essere toccate e dai 2 santuari. Dopo dirò quali sono. In più ci sono, visto che le 10 pievi con i santuari non sono tutte vicine, ma sono dislocate nelle vallate della Carnia, e bisogna toccarle tutte, quindi ci sono dei percorsi che ci obbligano e noi quindi questa circolarità non possiamo permetterla. In pratica il cammino è un circolo nel suo insieme, parte da casa Emmaus di Imponzo di Tolmezzo e arriva a San Pietro in Zuglio, matrice della Carnia, e scende poi e chiude a casa Emmaus in Ponzo di Tolmezzo. In questo senso è circolare, però le tappe sono 20 pezzettini che vanno avanti. Ecco. Ora, quando noi organizziamo nei nostri sabati, abbiamo già ormai l'esperienza fatta, ci spostiamo con delle auto, oppure al punto di arrivo andiamo prima con delle auto, le lasciamo lì, altre quelle alpine, lontane un pochino, perché io parto sempre dal centro, Tolmezzo, no? Quelle lontane, ci organizziamo con i bus di linea. Insomma, è stato studiato anche molto bene, di fatto le persone che vengono, noi abbiamo anche persone che io ho accompagnato e arrivano sul sabato con delle levatacce che basta la levataccia che hanno fatto per chiamarli pellegrini, perché per arrivare da Conegliano Veneto a Tolmezzo alle 7:30 o 7 del mattino, povera gente ha già fatto il pellegrinaggio, per me già ha avuto la soluzione e tutto il resto, no? Ecco. Quindi sono persone veramente che ci tengono, persone che si sentono veramente dei pellegrini. E senti Bruno, per chi volesse andare da solo, ci sono delle guide che si possono consultare e ci sono delle cartine che accompagnano questo cammino? Sì, allora abbiamo realizzato appunto, per facilitare un po' le cose, abbiamo realizzato una guida cartacea, naturalistica ed escursionistica. Questa guida permette quella che noi chiamiamo la salute del corpo, cioè non perdersi un pochino, perché per esempio c'è la tappa da Socchieve a Forni di Sotto, che è una tappa bellissima, sul tagliamento, nel lato più nascosto del tagliamento, che è anche il più selvaggio, il più bello, è il più bello, però lì puoi perderti. Ecco, abbiamo fatto questa guida molto molto analitica e l'invito a chi va da solo,
è quello di stare attento alla segnaletica. È stata fatta grazie anche alla collaborazione della sezione CAI di Forni di Sopra, è stata fatta in maniera capillare proprio, no? Appunto perché sappiamo del pericolo di perdersi. Per disgrazia o scalonia, chiamiamolo come vogliamo, lì non c'è copertura telefonica, quindi il telefonino non riceve quello normale, insomma, no? Non il satellitare, chiaro? Ecco. Quindi abbiamo segnalato veramente smaltando, uso un certo termine che a me non piace, ma comunque qualche volta si è anche costretti, smaltando di bianco, di giallo e bianco i percorsi. C'è da dire una cosa, che grazie all'autorizzazione della Commissione Giulio Carnica Sentieri abbiamo avuto l'autorizzazione a passare e utilizzare i sentieri CAI e la segnaletica CAI. Questo per noi è anche un grande vantaggio, perché la manutenzione viene fatta dalle varie sezioni del Club Alpino Italiano, che quindi in pratica dà la sua grossa mano. Ecco questo. Quindi guardare bene la segnaletica, portarsi la guida cartacea, portarsi questa, oppure vanno sul sito, insomma si arrangino, sappiano che esiste questo strumento sia sul sito che in cartaceo. Poi c'è una guida spirituale, religiosa e culturale. Ecco, questa prende in considerazione le 10 pievi, i 2 santuari e alcune chiese importanti che però non sono né un santuario né una pieve, poi eventualmente potrò rispondere anche perché quella pieve sì, quell'edificio religioso sì e l'altro no, perché è stata anche la mia prima curiosità, di dire perché quella sì e quella no. No? Ecco, e lì hanno tutte le informazioni di carattere religioso, artistico, ecco, e culturale se serve. Quindi c'è tutto, basta andare in libreria e si trovano tutti e 2 i tomi. Bene, Bruno, ti ringraziamo per averci voluto essere chiari. Bruno, ti ringraziamo. Parti da Bruno, ti ringraziamo. No, perché mi sono persa. Bruno, ti ringraziamo per essere stato nostro ospite, per averci spiegato e raccontato del cammino delle Pievi e per il nostro pubblico un arrivederci, a presto. Mandi, l'invito è quello di venire, approfittate dei sabati, non per nulla, perché io apprezzo quando come CAI vado in luoghi che non sono il Friuli Venezia Giulia o il vicino Cadore, ecco, ho sempre gran piacere ad essere accompagnato da qualcuno, perché quel qualcuno mi dà le informazioni, per cui avendo più informazioni io apprezzo notevolmente, anzi apprezzo veramente quella che è la realtà che mi ospita. Se vengono con noi i sabati, io sono lì e per quanto di mia competenza, insomma, casa mia la conosco, penso, abbastanza bene sotto tutti i punti di vista, no, tutti no, quasi parecchi, diciamo, punti di vista, quindi io da tutte le spiegazioni rispondo anche alle loro curiosità. C'è una cosa a dire, chi fa tutto il percorso tenga presente che le prime tappe sono tappe di, io le chiamo di riscaldamento, sono tappe di fondovalle, tappe anche abbastanza corte, perché poi cominciano, da Socchieve in su, cominciano le tappe alpine, che sono anche abbastanza impegnative. No? Quindi bisogna avere anche un certo allenamento e facendolo si scopre la Carnia. Io ringrazio sempre il prevosto, Don Giordano Cracina, che in pratica è il papà spirituale di questo cammino, perché mi ha dato l'occasione, senza volerlo, quindi che non si assuma poi tanti meriti naturalmente, no? Mi permetto di scherzare perché è un amico, ecco. Lo ringrazio perché con questa richiesta io ho scoperto certi posti della Carnia stupendi, dove in vita mia, lo dico sinceramente, non ci sarei mai andato. E sono posti bellissimi, quindi posso dire conosco un po' di più la Carnia grazie a questa occasione. Quindi l'invito che faccio è, eventualmente se si può, venire i sabati con noi e potremo farvi da guida. Bene. Mandi.